Parliamo adesso di lavoro. La Omba a Torri di Quartesolo, la Safilo a Padova, Santa Maria di Sala e Longarone, la Ilnor a Scorzè. Sono solo alcune tra le più recenti crisi aziendali che in Veneto stanno mettendo a rischio centinaia di posti di lavoro. Ora con il Fondo Sociale Europeo la Regione annuncia che è pronta a mettere in campo delle risorse, ma la situazione resta problematica, soprattutto per quelli meno giovani che non trovano ricollocazione. Antonello Profita. Sono rimasti in 54 dei 140 che fino a 2 anni fa lavoravano alla Ilnor di Scorzè. Hanno un'età media di 50 anni. Il 2 luglio scadrà la cassa integrazione straordinaria e se non si troverà un nuovo acquirente, anche perché la famiglia Agnutti non pare abbia davvero interesse a vendere, si ritroveranno a spasso. Eppure non è certo la voglia e la capacità di lavorare che gli manca. Una ventina quelli che provvisoriamente hanno accettato di spostarsi a Brescia. Non è facile perché anche io ho 2 bambini piccoli e ho famiglia e la distanza è tanta, però la voglia di lavorare c'è ed è questo il messaggio che vogliamo trasmettere alle ditte che potrebbero essere interessati. Noi abbiamo voglia di lavorare. Al tavolo regionale convocato nel comune di Scorzè mancavano sia l'assessore Donazzan che Confindustria. Sarebbe stata l'occasione per capire quante possibilità concrete esistono che questi lavoratori vengano assorbiti da altre aziende. Se non ci saranno sgravi si continuerà a preferire assumere ventenni appena usciti dalle scuole. Assumere giovani, anche se privi di esperienza, risulta molto più vantaggioso, dicono i consulenti del lavoro. Il problema diventa quindi politico. 2 i dirigenti regionali che l'assessore ha inviato al confronto dicono che il Veneto è pronto a mettere in campo risorse, 20 milioni disponibili dal Fondo Sociale Europeo per formazione, riqualificazione e incentivi a chi riassorbe unità produttive, ma l'unità di crisi, nonostante si parli di ripresa, ne deve fronteggiare tante, ad esempio la Safilo che ha annunciato esuberi a Padova, Santa Maria di Sala, Longarone, ha già disdetto centinaia di contratti interinali e la trattativa sindacale si preannuncia difficile. Lunedì un nuovo incontro.